No, ma io su video là ci favo forse. Là ci favo forza perché la prima volta che succede una cosa del genere, cioè s'ha da ricere, cioè s'ha da ricere a tutto il mondo, quindi fate girare su video a tutti quanti, amici, compagni, frate, soro, mamma, papà, a tutti, nonno, nonna, a tutti. Io intanto vi saluto. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Spettaccio Mercato, Batta Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Allora, in questo video ragazzi andrò a parlare che la mia squadra, la Barone Calcio, è andata a vincere 4-0. Ok, contro un'altra squadra che sinceramente non mi ricordo nome. In pratica la partita è finita ieri, infatti questo video lo sto registrando adesso ehm, cosa sono, ci conosciuto? Sono le 4:45. Io dico ieri perché questo video lo pubblicherò lunedì, però in verità lo sto pubblicando, cioè in verità lo sto registrando domenica, quindi dico ieri magari per chi lo guarda stesso quando lo pubblico. Vabbè. Allora, partiamo dal fatto che non faccio nomi perché non so, ma magari se possa far piacere a queste persone che tra virgolette andrò a citare senza dire il nome, non so se vi possa far piacere essere nominati in questo mio video, però vabbè, io gli manderò il video. Vabbè, allora, noi nel primo tempo abbiamo fatto, tra l'altro 25 minuti a tempo, 50 minuti, cioè non abbiamo fatto quasi niente, hanno attaccato loro, più che altro, la squadra avversaria, e però ci sono state tipo 2 o 3 azioni che sono riuscito a parare. Per chi non lo sapesse, io faccio il portiere. Poi, finito il primo tempo, mh, ci cioè si riposano, cioè ci riposiamo, scusate, da un po' di stanchezza, poi entra l'altro portiere perché eravamo in due, e tutto. E, um, e poi iniziamo a segnare. Primo gol di un centrocampista, se non sbaglio. Bel gol. Poi il terzo, quarto gol, ma non mi ricordo chi l'ha segnato gli altri, però mi ricordo questi due, soprattutto quello che vi dico, perché proprio sono i più belli. Praticamente segna questo attaccante che non ha mai segnato. Se stai guardando questo video, oh, bello lo fa, ti voglio bene, però non è mai segnato, è segnato solo questa giornata di campionato, è aggiornato solo questa giornata di campionato. E quindi eravamo tutto contento, tutti i miei amici ad esaltare, cioè ad esultare, sì, sì, oh, mister pure, si esultano. Mamma mia, è successo un casino da panchina, veramente. È successo un casino. Mo, per esempio, ci devi pagare. Stasera domani sera all'allenamento ci devi pagare. La pizza ce la devi portare. Ok? Ci riporti la pizza a metro perché siamo. Non so quanti ne siamo, però porta 2 pizze a metro. Così sparando qualcosa ai soldi e vabbè. E ci porta pizza e facciamo una bella magnata e te lo meriti tu pure tu, a parte gli scherzi ti faccio i complimenti eh, per, per il gol che hai fatto, lo sai, ti voglio bene, tutti della squadra ti vogliamo bene, ovviamente quando si schizza, quando si deve dire che magari uno ha fatto schifo oppure uno ha fatto bene, si aderisce. E Fraga, ti voglio bene, hai fatto un bello culo.
Forse non hai visto la panchina, magari hai visto solo il mister che ti abbracciava, forse non hai visto la panchina che tutti stavamo ad esultare per il tuo gol, eravamo super felici per il tuo primo gol. Va bene ragazzi, io non voglio essere troppo lungo in questo video, ma vi saluto e ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate subito. E questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il canale WhatsApp Mondo del Calcio. Ciao a giù.